Giornale del Veneto, ben ritrovati. Questa edizione va in onda in forma incompleta a causa di un'agitazione del personale tecnico della sede della RAI del Veneto. Un piccolo aggiornamento di cronaca: a Rovigo sono circa 100 i genitori di minori che si stanno opponendo in maniera molto decisa all'avvio del percorso vaccinale, non presentandosi agli appuntamenti conferiti e avanzando continue istanze di delucidazioni, inviando diffide. Lo rende noto la ULSS 5 Polesana, che precisa di aver convocato le famiglie per completare le vaccinazioni mancanti. Circa 1000 gli inviti spediti per somministrare i vaccini da marzo a novembre e consentire così la frequenza scolastica a bimbi e ragazzi under 17. Ed ora uno sguardo al meteo: domani il tempo variabile con nuvole stese nelle zone settentrionali e parziali schiarite nel corso della giornata. Possibili foschie e nebbie nelle ore più fredde. A inizio giornata probabilità medio-alta di piogge sulle zone montane con possibili rovesci nel corso della giornata. Minime stazionarie, massime in aumento. Vi lascio ora al riassunto della giornata. Buonanotte. Il reato di lesioni gravissime per le due ostetriche è ormai prescritto, ma la Corte d'Appello di Venezia ha dato ragione a Davide Cavazzeni, il padre di Leonora Cavazzeni, la bambina di 9 anni nata all'ospedale di Rovigo il 3 dicembre del 2008, tetraplegica a causa di gravi errori medici. La Corte d'Appello ha riconosciuto ai genitori della piccola un primo risarcimento di 250.000 euro da parte delle due ostetriche imputate e del responsabile civile, cioè l'ASL 5 Polesana, e ora il giudice civile dovrà decidere sul risarcimento di 30 milioni di euro, la somma più alta mai richiesta in Italia. Nuove richieste di rinvio a giudizio da parte della Procura di Vicenza per